Qualcuno deve smetterla di essere notturno, che penso sempre che stai male, che devi andare fuori a fare la pipì, invece no, te ti fai le passeggiate di notte per il camper e di giorno dormi. No, cos'è quella faccia da cazzo? Quella faccia da pene là, cosa sorridi? Cosa sorridi? Cos'è questo? Dio mio. Che fuori il CP quando sorride. Mi piace tantissimo. Vedi che tira il labbro. Beh, sono stamattina adesso, ti credo. Siamo stati svegli tutta la notte. È brutto cagnaccio. Brutto. Schifoso. Perché trovi... Dormi la notte, dormi. Cazzo. Faccio una fatica, ragazzi, a tenerla sveglia di giorno perché è anche sorda. Cioè, io mentre lavoro o devo urlare o se no devo proprio alzarmi e scuoterla. E se no sta qua dorme tutto il giorno. E la notte, vero Emi? La notte, ma la notte no! Questa notte, una brevissima tregua che mi ha lasciato il CP, dove ho potuto dormire, ho fatto un sogno strano, sai, quei sogni a spot. E praticamente c'era qualcuno che mi chiedeva, ma perché mi guardo sempre i miei video? Perché a me piace guardare i miei video, a tanti mi annoiano, però comunque sono attratto da guardare i miei video. E la risposta è stata immediata, come in tutti i sogni, che per loro natura sono immediati e istintivi. E è stata perché amo sentire ciò che voglio sentire. E questa è una chiave che secondo me può spiegare tanti aspetti dell'egoismo delle persone. Egoismo al quale insomma sono anch'io in qualche modo partecipe. No, non te salvi, perché se non te fossi egoista te messi a dormire a notte, invece te dici no, mio voglio farmi il giretto e fai il giretto senza pensare che qualcuno avrebbe bisogno di dormire perché il giorno dopo deve fatturare per mantenere lo stato. Per quale qualcuno è pronto da prima mattina? Cosa stiamo facendo, te domandi? Stiamo cambiando l'alimentatore base di Pulmin che ci è stato gentilmente offerto da DS Tech. Tu sei antipatico di queste robe, però se è la verità, cosa ho avuto che te conti la storia dell'Ursus, è vero? Poi adesso stiamo vedendo perché il generatore carica 40 A anziché 70, mentre la colonnina carica 70 A su 70 appunto. Intanto cambiamo il pannellino e mettiamo quello brandizzato che... Esatto, giustamente, voglio dire, come minimo te ne fa... No, a parte quello, adesso dobbiamo capire come mai quando c'è la 220 dall'esterno il caricabatterie spinge piena potenza 70 A costanti e continui. Quando invece lo alimentiamo tramite il generatore c'è qualche incompatibilità e quindi... Adesso, una volta sistemata questa cosa, andiamo a vedere con uno oscilloscopio giocattolo. Ok, che io non so cos'è. E dopo lo vedi. Ok. E controlliamo, cerchiamo di capire se... il discorso degli hertz. Degli hertz e della pulizia di quello che butta fuori il generatore. Se quello è a posto andiamo a provare, cambiamo e proviamo con altri due caricabatterie. Ok, siccome Diego sa che tegne a ste robe, gli abbinamenti cromatici. Sì, no, la porta anche al cacciavite in pandanza, proprio tutto completo. È un giocattolo, è questo qua. Sì, ragazzo, confida sempre che Diego ti spiega cosa che le devo fare, perché per me robe strane queste qua, sinceramente non so io capire. Vedi? No, la sinusite ho presente, no? Sinusoide. La corrente alternata, ok. Che è il 220. Che è la 220 volt in questo caso, corrente alternata, quando è buona, cioè sì, come quella di casa, fa questa forma d'onda che è una sinusoide. Adesso lasciamo stare questo che non è uno strumento professionale, ma ci tiene perché l'ho aiutato 4 volte stamattina. No, è un giocattolino, non è roba da laboratorio, però è portatile, quindi è comodo. Questo qui è quello che sta producendo adesso l'inverter. Quindi vedi, è esattamente la forma d'onda sinusoidale che è come quella di casa. Adesso quello che andiamo a provare è controllare questa stessa forma d'onda ma che genera il generatore. Quindi per andare a capire se mantiene questa forma d'onda sia quando non c'è carico, sia quando invece gli attacchiamo il caricabatterie che quindi assorbe molta potenza. Andiamo a capire se può essere una causa dovuta alla forma d'onda.
Ok, quindi lo attacchiamo nella presa della 220, non nei cavi del generatore sta roba qua. Esatto, ci attacchiamo sull'uscita, perché Ok. comunque l'inverter poi va in bypass e quindi ci dà fuori il generatore. Ok, Questo qui, vedi, un inverter buono ti fa una forma d'onda sinusoidale pura, cioè come fosse quella di casa. E Ok. quindi funziona a qualsiasi apertura senza ok, problemi. quindi ragazzi... L'onda quadra invece ti fa, o quella chiamata modificata, è quasi rettangolare così, tutta a spigoli, e quella dà problemi con molti dispositivi. Quindi collegate tutto quello che ha detto Diego alla parola inverter onda pura che sentite spesso. L'onda pura vuol dire che è una sinusoide fatta bene. Ok, pulita. perché quando vi chiedono mai l'inverter, onda pura, eccetera, eccetera, questo perché l'unica cosa che so, quindi assieme a dire, che l'inverter a onda pura è più indicato per strumenti più delicati, tipo non so, un computer, ok? Attaccare un computer a un inverter non ad onda pura può essere pericoloso per il computer. Addirittura molti dispositivi non vanno, la macchinetta del caffè, quella mia, non funziona, io l'ho provata con un'onda modificata, non funziona proprio. Si accende ma sta lì, non va avanti, non fa il caffè. Idem il microonde, se non sbaglio, non funziona. Quindi attenti ragazzi, ma attenti più che altro perché c'è una differenza di prezzo tra un inverter onda pura e un inverter onda quadra, quindi tanti tendono a sfruttare l'ignoranza in senso buono delle persone, dei clienti, e vendere l'onda quadra, cioè ti vendo l'inverter punto, ok? Invece no, attenti quando lo comprate che deve essere onda pura, tipo quelli della DS Tech sono tutti a onda pura. Come l'ho buttata così, poi veramente una marchettata, cioè tipo qui da DS Tech, però vabbè insomma gli era per precisare, se no se devo far vedere la roba della DS Tech, quindi insomma... Cos'è che ha? Questa è la forma d'onda del generatore. E c'hassi dei squadrettini. Mirko, stacca il cavo, quello della 220 dell'ingresso dell'inverter, che facciamo vedere la differenza. Così. Non c'è per scosse. Questo è il generatore, se adesso Mirko riesce... Ecco, questo è l'inverter. Ok. E adesso andiamo a controllare anche la tensione, perché vedi che alta che è, sì, questa dell'inverter. Prova a riattaccarlo, Mirko. Quella che io vedo. E questo è il generatore. C'è molta, la tensione è molto più bassa. Adesso che ha cambiato. La tensione è molto più bassa e non è pulita. Allora adesso però per avere la tensione giusta dobbiamo controllarla con il tester, perché questo qui non mi fido della misurazione che fa. E 5. Ah, ma anche perché no, perché c'è la sonda che fa, è artigianale, la sonda termofiscata. Sicuri? 140, è tanto più bassa, ho visto che era più bassa. Come 143 volt. Ok, invece i 220 volt. E non c'è niente adesso collegato sul generatore. No. Prova a accendere il caricabatterie giusto per... Brusi così. Ok, passiamo all'installazione dell'alimentatore base. Questo è quello da caricabatterie, da 20, perfetto, che lo volevo il più piccolo possibile. E niente, attendiamo risposta da Telair per sapere cosa fare con il generatore. Non so se ci terrei tanto, visto anche quel che costa insomma sto generatore, a utilizzarlo e non buttarlo via, insomma, perché caricare 70 ampere tramite un generatore a GPL sarebbe una cosa molto utile. Test prima dell'installazione, questa è una regola generale su tutti i lavori, ma soprattutto nell'elettronica. Quando c'è la possibilità si testa le cose prima di montarle. Questo magari lo dico ai più giovani, perché altrimenti poi ti ritrovi se una cosa è difettosa, o magari c'era da cambiare, non so, una piccola impostazione che poi non è più raggiungibile perché hai installato il tutto, ti tocca rismontare tutto quanto, magari avevi messo fascette, cose sopra, eccetera, eccetera, una grandissima rottura di balle. Andiamo a testare soprattutto come funziona col generatore finché lavora così. Ah sì, perché diceva Diego, è vero, è che non stavo riprendendo, che questo alimentatore che mi mettono al posto di quello base del camper ha un lasco nel voltaggio da 180 a 240, quindi cosa significa? È meno schizzignoso, ok? E quindi ha detto potrebbe essere che intanto magari con questo, sommandoli, ovviamente loro adesso non ne hanno dietro uno da 70, ne hanno portato 20, 30, 40, non mi ricordo, ho detto vediamo se sommandoli riescono a produrre quello che bisognerebbe produrre col generatore. Nel frattempo Mirko ha già trovato nel manuale di istruzioni che c'è un regolatore del generatore, però sì, aspettiamo appunto risposta da quelli della Telair, non andiamo lì a far cose che non, tra virgolette, non sono di nostra competenza, insomma. Meno 3, meno 2. Adesso accendo e carica. Attacca la luce.
meno 2. Oh, che due. Proviamo con la 220 perché con il generatore proprio non va da errore direttamente. Con la 220 funziona. 18,5 non è la carica, ricordo, è il guadagno. Questo pannellino dà il guadagno, ossia quanto entra meno quello che esce, tra parentesi accentraina, pompa dell'acqua, eccetera eccetera. Quindi vabbè, da risolvere questo problema del generatore appunto interno. Dopo tutto quello che mi hanno detto è bene non usare il computer mentre c'è il generatore acceso. No, aspetta, vuoi di langa in video sta roba? Ti ricordi quando nei primi video con Scarosso io dissi mi sto comprando il camper con le rate al contrario, perché io già intuivo, ma non che vuole un genio, che quando compri un camper usato e poi inizi a, tanto usato ovviamente, non un camper dei 5-6 anni, e dopo inizi a usarlo spesso, viene sempre una, gli salta sempre fuori una, quindi ogni volta cose da cambiare, eccetera eccetera. Quindi adesso avremo il problema di sto generatore, insomma, da sistemare, non ci si butta giù, eccetera, cioè la vita ovviamente basta, ecco, semplice. Questo so che padite ti devo confermare, insomma, che purtroppo sei così quando compri un camper vecchio, che sarà sempre una, perché le robe, per quanto buone e durature, ha comunque un suo fine corsa, non dura in eterno, e più volte le usi, soprattutto vivendo che dentro, e prima si curta e si scurta. Peccato che non sia una bella figa, perché Mirko ti ho visto in tutte le posizioni in questi ultimi anni. Traduzione di questa immagine, di questa clip: si sta procedendo all'installazione dell'alimentatore da 20 A, il quale non mi ricordo neanche se l'ho detto, può andare in contemporanea con quello da 70, quindi non so se in colonnina ce l'hai tutti e due carichi in 90 A. Valuta sta roba del secondo alimentatore, perché è da tanto che te lo dico, cioè ti fai una sosta in area camper di 4 ore e ti sei stracaricato le batterie, capisci? Allora, l'alimentatore non verrà messo nel suo ex posto, in quanto diciamo ci sono dei cavi troppo fini e mi perde un volt, ok? Mi perde un volt, quindi andiamo a metterlo assieme all'altro alimentatore. Ah no, ma c'è, no, basta cavare canaline qua, no, perché mi ha detto Diego di DS Tech, ti ricicli come portascarpe, sì? Il tiramisù è frague. Ah, no, aspetta. Ok ragazzo, concludiamo così il tutto. C'è un altro progettino interessante che stiamo discutendo con DS Tech, però siccome è vincolato da alcuni pezzi che io devo vedere non ti anticipo altro, perché può essere che per colpa dell'irreperibilità di un componente del mio camper non si possa fare sta roba, e quindi non ti dico niente. Scusa se non mi ricordo bene tutto quello che ho detto, potrei avere saltato dei pezzi. Pertanto a che punto siamo arrivati? Sì, te l'ho detto, resta il problema del generatore a GPL, che dà la metà dei volt che dovrebbe dare, e l'onda non è pulita, ok? E quindi oggi è sabato, restiamo che io lunedì risentirò la Telair e poi spererei che o c'è una cazzata da cambiare, che ora lo puoi fare tipo anche a Mirko se è accessibile, oppure spererei che senza far giri strani di officine eccetera mi facciano andare direttamente lì in fabbrica e vedano loro, e che se c'è da cambiare qualche pezzo insomma lo si cambia, insomma ecco, è uno dei miei principali strumenti di lavoro. Nel frattempo si manca devo fare Camillo 3.0 del camper del Mirko, che adesso la dita, siccome aveva poche robe da fare, tu capisci la dita, no, adesso sventremo anche a Camillo e vuol mettere il piano induzione, anzi io fiaccomi che siccome ormai siamo youtuber da gara facciamo i spoiler, tu capisci, io le tono, arco dio Arcadio. Arcadio, eccola, vieni, posso montare Mirko? Sì, vai. Vieni dentro. Ho là per pavimento le fresco. Sì, vieni dentro con me. Allora, guarda qua, le devo finire di stenda. Il pavimento che io ripeto, secondo me è identico a quello che ho io in salotto, ok? E beh, che è bellissimo perché ti dà quell'effetto di marrone non marrone che pertanto sta bene, si intona con tutto. Infatti io quella volta l'avevo scelto apposta di questa tonalità. E questo è il suo futuro piano cucina, ti assicuro che è molto bello e robusto, se l'è fatto fare da falegname. E poi sotto, aspetta che qua, cuccete con me, guarda, vedi questo spazio che tu vedi è perché ci andrà la striscia LED tutto sotto, guarda come esatto rovino tutto quanto, ti anticipo tutto. Questo è il piano lavello, e lì
e il piano induzione, che è il motivo appunto di tutto sto devastamento totale del camper. E là in quella cosa lì, quella griglia di metallo, ci va la macchinetta del caffè. Esatto, qua television per far come Francesco che qualcosina guarda i tutorial su YouTube. Però no, era un'altra roba che non mi ricordo. Cos'è che ti devo combinare? O no, su me, io ti devo combinare un'altra roba, Mirko, no? Cosa devo combinare? No, piastra induzione l'ho detto. Non so, secondo me le devo combinare qualcos'altro là, qualcos'altro in testa. Ah sì, è vero, ma è ancora un po' prematuro. Lei è qua che sta studiando per fare un sistema di riscaldamento del veicolo e dell'acqua calda. No, mese no, non sto dicendo. Va bene, dai, se presto. Aspetta che paghi a manodopera di ST. Voi fattura, eh? Che male che vengono fuori in video. Vengono fuori malissimo. No, sono completamente diverse nella realtà. Sono brutte da vedere in video. Portafrutta, lo trovi all'Ikea. Bene, ho rimesso a posto la scrivania e ho tolto il cavo di alimentazione del monitor, in quanto lunedì faccio il reso e poi martedì arriva quello nuovo. Ho preso un BenQ 32 pollici, sempre 4K per il lavoro. Ai miei amici è scappato di dire sì, nulla, cioè è giusto. Chissà dopo come vedi con l'Xbox. In realtà io con l'Xbox non la uso praticamente mai, e il monitor ovviamente non lo prendo per guardare i film, non lo prendo per quelle cose, ma lo prendo per lavorare, hai capito? Diciamo, ma cosa ti serve il super monitor da 32 pollici in altissima risoluzione eccetera? Serve ragazzo, ti assicuro, quando uno lavora e ha dei determinati strumenti che gli danno sia soddisfazione che comfort e velocità, fidati che il lavoro cambia, lo fai molto più volentieri e pertanto produci moltissimo di più, io questo te l'assicuro. Calma, aspetta, perché secondo Galimberti mi sono un empatico narcisista, ossia questo, questo te lo assicuro, de sicuro, significa te lo assicuro che per me è così, ok? Poi ovviamente per te magari non cambia niente, per te non so, se te fai il pilota di Formula 1, guidare a McLaren piuttosto che guidare a Panda è la stessa identica roba, insomma, ecco, tenissi compagno. Comunque, va bene, dai, vediamo adesso questo discorso qui. Questi sono i famosi portascarpe, secondo me sono una mezza cagata, nel senso per le scarpe alte, però boh, adesso vedremo come funzionano e vediamo, dai. Giustamente quando sei in camper c'è queste tra virgolette cambi di armadio, ossia la roba estiva d'inverno la incalchi, la metti in posti più nascosti, e quella invernale più a portata di mano. Ma ovviamente che te lo dico a fa sta roba, nel senso che giustamente uno ci va in vacanza col camper e ripeto giustamente di ste robe qua non gliene frega assolutamente niente e ripeto giustamente era anche da passare un fiato a polvere qua dentro, però adesso va bene così, se devo fare prove le scarpe. Ma va che forse non sono la minchiata che pensavo, sono una cosa molto intelligente. Ho avanzato anche tutto questo spazio qua, quindi gli scarponi possono stare di qua, perfetto, effettivamente. E taci va che ho preso quella di scorta in più perché avanzava spazio, almeno con questa, eccola, resta il tutto fissato. Ce ne sta un altro paio, vabbè, ci stanno gli scarponi, quelli che ho su, quindi qua c'è questa, vabbè, adesso c'è molto più spazio, tu riderai, però per me insomma tutto questo volume qua è una cosa in più, non da poco, insomma, ecco. Non mi paga l'Ikea, però se mi dici Singano dove li hai presi, non li ho presi alla Coop. Sì, esatto, bravo, negoziotti all'Ikea. E l'ordine che un po' alla volta ritorna a me. Sì, ecco qua il mio ordine. Io sono ovviamente molto felice degli amici della compagnia, di tutto quello che ho in questa puntata, ovviamente del camper e delle modifiche che sono state fatte al camper, le migliorie. Certo sì, manca solo, sai, quella cosa che per me è importantissima, il generatore, quindi insomma il giorno che lo avrò sistemato, io non mi ricordo neanche se ho fatto sto ragionamento, sai perché ogni tanto mi ripeto, non tanto perché il discorso è importante, non tanto perché ho l'Alzheimer, non ho l'Alzheimer, ma è perché parlo con tante persone
E quindi lo stesso discorso lo rifaccio a più persone, perché magari lo faccio con Mirko, dopo magari 2 minuti arriva Diego di DS Tech, fra 10-20 minuti arriva Valerio e dopo faccio il video. E quindi io non mi ricordo se l'ho già detto in video o no, una cosa, no? Questo per dire che mi rassicura, cioè sono abbastanza un po' tristino perché ho il generatore che, diciamo, non va, tra virgolette, ossia non va come dovrebbe andare, ok? Va a un voltaggio sbagliato, eccetera, eccetera. Però mi rassicura il fatto che abbiamo la fabbrica qui in Italia, dovrebbe essere più o meno a Ravenna, e magari sbaglio, ma mi sembra di aver notato un'ottima disponibilità e professionalità da parte del supporto tecnico. Magari sbaglio, è stata una coincidenza, però questo mi sta rassicurando molto, insomma. Ecco, in più non è neanche un generatore vecchissimo, assolutamente, in quanto non è il generatore di Pullman. Pullman aveva un generatore a benzina, quindi la centralina, il serbatoio, era tutto programmato per andare col generatore a benzina. Poi è stato collegato un generatore a gas col bombolone, ma quindi non ha 20 anni, ecco, sto generatore, quello voglio dire. E vedremo, dai, come andrà a finire, se andrò in qualche centro assistenza oppure direttamente in fabbrica. Poi adesso che non interessa a nessuno, però forse anche, no, un insegnamento, ma sai, la vita è tutto un insegnamento, chiunque ti insegna qualcosa con ogni cosa che fa, dipende da te se sai captare cosa succede attorno a quella cosa, no? Ad esempio, io che sono purtroppo un esteta, uno che guarda tanto le cose, l'estetica delle cose, avevo gli occhiali tutti strusciati, quindi che cazzo serve che tu hai il telefonino che fa le belle foto, il mirrorless che fa le foto fighe in 4K, i video eccetera eccetera, se dopo il mondo tu lo vedi tutto strisciato, che avevo gli occhiali ultra strisciati, quindi vedi, non so trovarti la morale, però c'è, fidati che c'è. Forse un po', aspetta, mi metto le scarpe intanto, la morale del chi più spende e meno spende, che facciamo spesso in questo canale, perché dico io, allora io queste lenti le ho pagate 120 euro, sono delle lenti Zeiss con antiriflessi, antigrafica, cazzate varie. E l'antiriflesso, attenzione, mi hanno spiegato, non significa... o perlomeno non significa solo il fatto che non vedi, cioè i riflessi delle auto, delle luci non fanno tutte le cose, no, per l'antiriflesso è proprio un tipo di trattamento della lente che la rende più realistica, cioè tu vedi tutto molto più realistico, come non avessi gli occhiali, c'è una trasparenza. Senza questo effetto antiriflesso c'è più un effetto, diciamo, opaco, hai capito? E quindi la qualità, alla fine la qualità della vita diminuisce, ma diminuisce per cosa? Porca puttana. Allora, senza trattamento antiriflesso costavano 90, con il trattamento, e neanche le Zeiss, un'altra marca meno importante, diciamo, le Zeiss col trattamento antiriflesso 120, cioè io devo vivere anni e anni della mia vita vedendo di merda, percependo il mondo di merda per 30 euro di differenza, per 30 euro, ma siamo fuori? Ecco, sì, credo fosse questo il messaggio. Nel frattempo in casa Mirko Sumi. Bene ragazzi, vi salutiamo tutti quanti da Mirko, Maria e soprattutto da famosa Menta Veneta. Guarda come è fatta la Menta Veneta, vedi tu? Someone so picked on you. Hey, that's far out, so you hurt him too. Switch on.